Buongiorno, buongiorno amici escursionari, siamo benvenuti in una nuova escursione, amici e amiche ovviamente. Siamo in quel di Feltre, a San Donato, vicino a Belluno, con una persona, con una ladra. Che cazzo fa? Non è... Ma tu stai inculando il cibo degli altri. Ecco a voi, la nostra ladra, Antea. Grazie. Cioè lei si prende, io mi prendo un berretto e lei si prende tutti i suoi averi. Un sacchetto del... Ma te lo sei portato da casa? Eh sì, perché devo raccogliere tutta la frutta che trovo. Cioè quindi sei un abitué? No, non sono abituata. Tira un attimo per favore. No, dammi il cappello. Il cappello serve a questo. Cosa? Eh sì, perché tu metti qua e prendi qua. Quindi tu sei un abitué dei furti? Ah, io non sono abituata. No, ci sei portato anche il sacchetto da casa? Io. Ci sarà scritto anche frutta su quel sacchetto. Io faccio degustazione. Allora, se qualcuno di voi è di San Donato e si riconosce in quella casa e sta guardando questo video, potrebbe per favore mandarmi il suo IBAN, perché mi sento un ladro di merda, quindi pagherò io la pera e i 2 amoli mangiati da lei. Cioè, vabbè. Il sentiero che dobbiamo fare oggi, a parte il meteo molto ballerino, ci prenderemo pioggia, ve lo dico, è le cascate del Salton. Quando vi ritrovate in questo bivio e ci arrivate per forza perché con la macchina arrivate da lì, dopo tutti questi cartelli c'è questo aggeggio qua, cascata del Salton, 1 ora e 30, percorso 4, infatti non è CAI mi sa, vero? Buona pera. Esatto, il tuo porto è sicuramente molto... Quindi giù per di qua andiamo verso le cascadielle. Ecco, siamo arrivati al bivietto, via storica, Costa Lamon Grand Tour. Questo qua è il sentiero da mountain bike, MTB. Ma noi dobbiamo andare. Qua ci dovrebbe essere scritto cascata del Salton, ma noi facciamo finta che ci sia scritto Grotta dell'Acqua Nera. Wow! Non sei emozionata a vedere la Grotta dell'Acqua Nera? E via, giù per di qua. Guardate che figata però. Anche la vista, però ha il suo fascino questo tempo. Ha il suo fascino questo tempo. Sto cercando alberi da frutto disperato. Ma lascia in pace i frutti. Potresti cortesemente dire ai nostri spettatori cosa mi hai appena chiesto? Quanto manca? Quanto manca? Quanto manca? Ho fame, Circa... voglio bere il caffè. Non c'è neanche un barco. Allora, tu ti sei portato del cibo, sì? No. No! No, ho vabbè, la frutta. c'ho un panino io nel caso. E certo, tu lo rubi il cibo, cosa serve portarselo? Stavo se fosse un baretto, guarda che parte. Sì, in mezzo al bosco, è bonso di bar. Ci fanno i rave party nel bosco. In realtà avevo provato il panino col pollo, solo che Il panino col pollo? Sì, col pollo. Cioè, nel senso che di fianco a te mentre lo preparavi c'era un pollo? No, ho il panino con il filetto di pollo. Ah, ok, l'ho preparato con il pollo, pensavo che avessi. Ho lasciato a casa perché stamattina mi sono girato tardi. Certo. Chiamami quando parti così mi sveglio. No, mi ero svegliata. L'ho fatto, si è svegliata, sono arrivato mi ero addormentato ancora. Cazzo, stavo dormendo, Le 2 ore... Un'altra mezz'oretta in macchina. Il restante è stato in silenzio. No, c'è da dire una cosa, ha tutti i difetti del mondo, però è di compagnia. Guardate che bello, guardate che bello. I lampi, hai visto? Hai visto? Non vedi che sono i lampi? Fermo, tira ferma. Perché sei queste righine qua? Perché mi segno... Visto? Ah, è vero. Visto? I lampi, perfetto. Abbiamo scelto la giornata ideale per andare in mezzo al bosco. Ha iniziato a piovere. Per adesso non mi infastidisce. No, non sono ancora arrivato al punto da dire mi metto un kiwi. Ci siamo riparati in questo piccolo luogo di riposo. Queste scale non sono a norma neanche per scherzo. Lei potrebbe cadere da un momento all'altro, però è molto affascinante. Lo sto cercando di fare. Vuoi rubare anche un'abitazione? Stiamo aspettando che smetta un pochino, sperando che smetta. Vediamo per quanto pioverà. Ore, giorni. Tanto il sentiero è corto, quindi anche se aspettiamo un po' non è un grosso problema, non è che facciamo tardi. È bello però sto posto. Allora la pioggia ha smesso un pochino, abbiamo aspettato qua 20 minuti, mezz'ora. Adesso è un po' più... Io lo faccio il Va bene, fai così. È un po' più percorribile. C'è un bagno quasi. C'è un bagno? Sì, guarda, se... Tanto ormai ladra se ladra. Se sfondi quella porta, mi raccomando, tira l'acqua. Ma ci sta andando veramente dentro. Ha provato veramente
Allora, diciamo che c'è stato abbastanza di culo aver trovato questo casottino qui, perché altrimenti ci saremmo presi tanta pioggia, ma non è detto che non ce la prenderemo, perché dopo ritornerà anche un pochino di pioggia, almeno da quanto ho visto dalle previsioni. Tecnicamente abbiamo un'ora di tempo, la pioggia dovrebbe tornare verso mezzogiorno. We'll see. Intanto procediamo. Eccoci qua, ha smesso di piovere, adesso mi tocco le balle perché tra 5 minuti inizia. Siamo arrivati al bivietto Grotta dell'Acqua Nera. Il posto è molto bellino. Questo sarà il nostro futuro punto di appoggio al ritorno, perché pioverà e ci beccheremo a pioggia anche lì. E giocheremo a Vedo Vedo. Questo lo tengo per ricordo perché mi scorderò di aver giocato a Vedo Vedo. Quindi giù per di qua. Aspetta che riprendo dietro perché è un'altissima probabilità che Antea scivoli. Non vuoi perdertela? No, esatto, vorrei immortalare questo momento. O magari scivolo io, chi può dirlo. Da qui inizia il vero e proprio sentiero. Prima era un po' asfaltato, era comunque più tracciato. Adesso invece si va effettivamente nel vivo dell'escursione. Ed è molto scivoloso, ti dico la verità, molto scivoloso. Cazzo, dove vestire a tavola? Passerella pedonale. Bella comunque. Sì. Sempre con cautela, please. Sì, abbiamo decisamente fatto bene a fermarci. Che fame? Sembra fame. Prova a assaggiare. Tanto ormai tu mangi le uova crude. Guarda che mal di pancia. Questa è la nutrizionista più azzardata della storia. Aia che affiesso malvacca. Madonna. Come potete sentire, le origini di Antea sono piemontesi. Come si diverte con poco. E dopo San Benedetto in Alpe sono tornato di nuovo. Ma che cazzo fai? Io ti faccio un bidet. Tanto Antea si sta facendo un bidet. No, dobbiamo andare di là. Guarda, una vacca. Ma che non intendevo, intendevo il cartello. Ma scusa, ma da piccola ti hanno privata di tutta la frutta del mondo? Perché ogni cosa minimamente fruttifera che vedi. Queste sono Sì, ci fa il risotto. buone. Manca solo che ci metti a mangiare anche quelle. Che bello il boschetto anche con la pioggia. Siamo arrivati a Pont de la Road, da attraversare con attenzione, dedicata alla memoria di Marco Sverco e Daniel Tollardo. E noi lo faremo in onore vostro. Che se... Percorso di grande fascino, marmitte. Di là c'è un raduno di motociclisti che sta smarmittando da matti. Opere dell'uomo, cascata da effettuare con attenzione, tratti esposti e possibilità di caduta dei sassi delle pareti roccose sconsigliato nel periodo di disgelo o con forti precipitazioni. Facciamolo in fretta, per favore, perché siamo vicini al disgelo. Oh, una forte precipitazione. La battuta consisteva nel fatto che... Beh, adesso a sinistra. A sinistra? No, ci perderemo. Lo so. Tratti esposti. Pazzesco, sono proprio curioso di sapere. Con possibilità di caduta nel vuoto. Sì, ma io devo cavarmi il paio, sto morendo. Oh, guarda, andiamo su. Non mi fiderei a lasciarmi la camera, comunque te lo dico. Se stai ferma te la lascio. Se ti muovi. No, tira tu per carità. Fermati un attimo che mi cavo. Ah, scusa, no, tu mi hai detto sali. No, così ti si vede tutto. Si vede tutto. C'è più l'ambulanza. È l'ora della merenda, è l'ora della merenda, è l'ora della merenda. Sì, un frutto io lo ruberei. Di là c'è Pont Acqua Nera. Mangia. Ma non voglio la mela. Ma prendila! Dai, ormai l'ho tirata. Sarai soddisfatta adesso. Sei una brutta persona, mangiala. No! Prendila. No. Stavo rotolando giù. Ma dovrei lavarla. Puoi stare a sinistra, a destra per favore, perché
Ecco, questi sono i tratti esposti. Uno spiraglio di sole, scioccia. Ah, e qua c'è il pericolo di caduta massi. Cos'hai preso adesso? Non prendere cose dal bosco che ti avveleni. Addirittura un tratto con la corda. Ah, ecco i punti esposti. Dove hai preso il tuo zaino di escursionismo? Da Zara, 15 euro. Cascata Salton, e dunque quella? Vai, vai. Ah, ma mi sa che non è di qua che dobbiamo scendere. No, dai, non è questa. No, no, non è questa. No, non è così triste. Era più alta, anche dalle foto ti ho fatto vedere che era vero che era più alta. Mi sta facendo venire la pipì. Cascata del Salton. Forse qua dietro non quello lì. è una degli ultimi. Sai che fa quello grande dopo quelli più piccoli. Sì. L'abbiamo trovata. Mi sembra un po'. Mi sembra un po' più dignitosa questa. Un po' è vero, sì, si fa rispettare di più. Che bella. È molto bella. Bella grande. Poi è bella incazzata. Molto bella. Andiamo giù a vedere. Sai che non l'ho mai fatto? Devo mettere la corda in mezzo alle gambe? Aspetta che per scrupolo te la tengo anch'io perché... Sì. Adesso tocca a me. Ecco voi la cascata del Salton dal basso. Ci sarà un po' di casino tra vento e rumore dell'acqua, chiedo scusa. Sarebbe stato bello vederla anche con il sole. Questa è la parte, diciamo, abbastanza ripida però, con la corda, che però è una corda attaccata a un ramo. Va bene. Là c'è sempre la nostra Antea nazionale che va alla scoperta di cose. Là è dove eravamo prima. Potresti per favore non scivolare? Molto bella questa zona. Non ti chiederò ancora le domande finali. Tu non segui i miei video. Sono 4 domande finali e questo mi fa pensare che tu non segui i miei video! Andiamo via di qua. Stai facendo i cazzi degli altri. Dai, scriviamo una dedica. Siamo arrivati di nuovo a questa casetta qui. Non ho fatto altri video, a parte che si vedevano tutte le stesse cose che avete visto l'andata, però che altro ho iniziato anche un po' a sgocciolinare. Preferivo tenere la fotocamera nello zaino. E adesso mangio, perché lei si è nutrita del cibo degli altri. Belle estetiche. Ecco, questo qui è la firma di un indeciso. Beh dai, la gente è passata di recente. Scriviamo. Alla splendida giornata. Oggi cosa abbiamo? Ne abbiamo 18. Una zecca. Perfetto. 18? C18. C18. Non vale la pena, sto che c'è un'altra. Pazzesco. Alle bellissime cascate, a Gesù nostro Signore che ci ha fatto dono di una giornata. Appunto la Madonna. Che appunto la Madonna? Il pungiglione della Madonna è uno dei più letali, sai. Alle bellissime cascate, Gesù nostro Signore che ci ha fatto dono di una giornata ricca di sole e buoni propositi. Scrivo bene, vero? Sì, se non l'avessi dettato io non avrei capito niente di tutto quello. Probabilmente non sto neanche scrivendo quello che sto dicendo. No! Volevo chiedere tipo una nuova chitarra. Bambino Gesù. Che stai scrivendo? Un patello adesso? Perché deve capire bene Bambino Gesù e non hai detto che perché è piccolo. Mi stanno dello stupido quindi. Grazie. La spina non basta niente. No, ma perché sei così? Io? Sì. Io? Sei bestemmia. Beh, che dire ragazzi, a parte il fatto che Antea si sta divertendo a fotografare un ragno, Kamagi, per adesso sta piovendo copiosamente, molto copiosamente. Dobbiamo aspettare un attimo.
hazy pictures in my mind. And as the season turns cold, I do it all again with you. Distant memories, or just a dream. Eccoci qua, di ritorno alla macchina. Non ho fatto vedere tutto quanto il percorso all'indietro perché tanto era la stessa cosa e poi pioveva, non volevo rischiare. Siamo arrivati alla macchina, il percorso è molto corto, molto facile. Avremmo voluto fare il sentiero d'anello, ma visto il meteo forse era meglio non rischiare. E adesso domande di rito. Dica. Ogni fine escursione io faccio 4 domande che, se mi seguissi, lo sapresti. La prima è: quanto ti è piaciuto il sentiero da 1 a 10? 8. Davvero? Sì. Così tanto? Sì. Non vado mai a escursionare. Che bello. Quanta fatica hai fatto da 1 a 10? 4. Ok. Per quanti soldi lo rifaresti ora? Ora, in questo momento? 100 euro. Rinizi? 100 euro te lo rifaccio. Solo? Beh sì, 100 euro. non è lunghissimo. E poi c'è il grado Simone. Il grado Simone è un mio amico che è terrorizzato ogni volta che lo porto in escursione perché gli faccio fare punti esposti, cose così. Quindi il grado Simone è il grado di terrore, quindi punti, non so, che ti hanno fatto un po' paura, punti pericolosi. Cioè paura 1, dai. 1. Perché? Forse quando siamo scesi con la corda ho detto adesso scivolo e mi ammazzo. Sì, ma no, Per la cascata, dici, giù dalla cascata? Sì. Sì, ti ho visto un po' precaria. Sì, perché scivolavi. Cioè, c'è la pioggia. Non so se sapete che c'è la pioggia. Grazie di aver guardato questa escursione, mi raccomando, ogni fine video cos'è che devono fare? Rispondere alle 4 domande. No, cosa devono fare? No, loro cosa devono fare? Mettere mi piace e seguire La pagina, esatto. La pagina. Va bene, grazie di aver seguito questa breve ma intensa escursione, ci vediamo alla prossima. Ciao.